È iniziata con un break la semifinale del torneo Open Città di Quarto. Sono in campo Nicolò Dessì, testa di serie numero 1, e Alberto Sanna. Dessì ha iniziato a servire e ha ceduto la battuta. Quindi 1-0 Sanna con un break. Questa semifinale, torneo che si è protratto per le condizioni meteorologiche avverse, si sarebbe dovuto giocare ieri alle 19, invece non sono scesi in campo i giocatori. Finale quindi prevista per domani. (30-0). Nicolò Dessì, che è arrivato al Tennis Club Cagliari dopo l'esperienza di Viterbo, un po' gli anni passati nel circolo toscano, laziale scusate, che tanto ha dato ad Anna Floris. E Marco, i due fratelli Marco e Nicolò, sono rientrati in Sardegna quest'anno, con Nicolò che appunto è tornato al Tennis Club Cagliari, anzi è arrivato al Tennis Club Cagliari perché non c'era mai stato. È tesserato anche per il Tennis Club Cagliari, quindi una sfida tra neo compagni di squadra. Sono di fronte anche due coetanei, entrambi 19 anni. L'accelerazione di Sanna, che poi chiude con la stop volley. Sanna, che lo abbiamo visto ben giocare in doppio nel campionato di Serie B, una crescita costante la sua, mentre Dessì è salito agli onori della cronaca da Under 14, diventando campione italiano. (0-15), quindi 2-0 Sanna, 0-15. Con Dessì che ha perso il servizio. Il primo gioco dell'incontro. Sporting Club Quarto, club noto alla cronaca perché ospita i campionati italiani di terza categoria a luglio, tante edizioni disputate su questi campi. Intanto stecca Nicolò. Abbiamo visto giocare nelle prequalificazioni a Cagliari degli internazionali d'Italia. Lunga il dritto di Alberto Sanna.
Intanto Sanna che si è dedicato al tennis, veramente tutto e per tutto in questi anni, una crescita la sua dovuta anche al fatto che è sempre stato costante negli allenamenti, sempre presente tutti i giorni al Tennis Club Cagliari ad allenarsi con i suoi coach. In rete il rovescio di Dessì, un po' falloso con questo inizio di match, l'ex campione italiano under 14. Mentre il fratello Marco lo abbiamo visto a Sassari perdere la finale con Colaccioppo nel torneo Open Torres. Con immagini e interviste disponibili su tennisweb.it. Non passa questa palla steccata di Sanna, ha trovato una buona profondità di sì, che avrebbe bisogno di un'iniezione di fiducia. C'è un po' di vento, un po' di maestrale quest'oggi, lunga, fuori di poco la palla di Sanna. Sul campo a fianco, sul centrale, l'altra semifinale con Nicola Porco, testa di serie numero 1 in campo contro un giocatore romano del nome straniero. Prende l'iniziativa Sanna sulla palla corta, accorciata per meglio dire, di Dessì, entra in campo, chiude col dritto. Nicola Porcu, campione sardo, 2023 a dicembre ha vinto al Tennis Club Cagliari, finale su Matteo Mura, il titolo di campione sardo, che quindi è passato dalle mani di Mazzella a quelle di Nicola Porcu. Anche le immagini di quell'incontro disponibili sul canale YouTube di tennisweb.it e le relative interviste. Ancora in rete, come nel rovescio di qualche punto fa. Ancora un errore da parte di Dessì, che ogni tanto colpisce un po' male la palla. 3-0 Sanna. Questo inizio di partita non favorevole a Nicola Dessì. Deve trovare un po' di fiducia nei propri mezzi. Ecco, non essendoci gli arbitri in questa semifinale, non conosco il punteggio della partita di Nicola Porcu, che sto seguendo con la coda dell'occhio.
però vedremo di raccogliere qualche immagine di quell'incontro, più che altro per vedere all'opera il giocatore laziale, come è successo a Sassari, quindi non solo giocatori sardi per questi primi Open della stagione. Alberto Sanna al servizio, un vantaggio 3-0 su Niccolò Dessì nella semifinale della parte alta del tabellone, 0-15 del torneo Open Città di Quartu. Una stagione che è pronta a entrare nel vivo con i tornei ITF a Santa Margherita di Pula, col Super Challenger di Cagliari, con i campionati europei di padel previsti a luglio al Tennis Club a Cagliari. 0-30, doppio fallo di Sanna, che in vantaggio 3-0 sia un attimo distratto. Qui tiene la prima, la palla danza sul nastro ma ricade nel campo di Dessì. 15-30. Sembrava che si stesse arrampicando questa palla, invece si è seduta nel campo di Niccolò Dessì. 15-30, 3-0 Sanna, primo set. Lunga, 15-40, ci sono due palle break. Dessì che è sotto di due break, quindi possibilità di recuperarne almeno uno. È buono il passante di Dessì che si carica, quindi 3-1, ottimo passante lungo linea di Niccolò Dessì. Quindi non fa allontanare troppo il suo avversario. Quindi 3-1 Sanna con un break di vantaggio. Quindi 3-1 Sanna. Servizio a Niccolò Dessì. E un po' di sole compare. No, non l'ha chiamata fuori la palla Dessì. Non l'ha chiamata fuori, quindi supponiamo e la consideriamo buona. 0-15 l'ha guardata, da qui sembrava un po' esterna questa palla, quindi 0-15, almeno così dovrebbe essere. Ripeto, in mancanza dell'arbitro, e siccome non dicono il punteggio ai giocatori, a volte è un po' complesso anche seguire il punteggio. Entra in campo Sanna, pallonetto bloccato dal vento di Dessì. Si è visto proprio come il vento ha frenato e spostato la palla, e poi un per 4 praticamente di Sanna. Adesso io non so se sia un po' il condizionamento del padel, ma mi sembra che anche i tennisti tendano a giocare uno smash più corto e più forte per far
saltare la palla quasi fuori dal campo, ma veramente è una mia impressione. E anche a livelli più alti, ecco, ho visto più volte, no? Non so se sia appunto perché c'è il padel che nel padel si usa questo colpo. Altro errore gratuito di Dessì. La differenza la stanno facendo un po' questi gratuiti di Niccolò Dessì, che a volte si distrae un po' e regala al suo avversario qualche punto di troppo. Attacca Sanna e gioca un'ottima volée, incrociata, stoppata, bellissimo, molto bravo, ma l'abbiamo visto, come dicevo inizialmente, in doppio giocare molto bene Sanna nella Serie B, partite anche importanti. Quindi c'è il break 4-1 Sanna, quindi una serie di break e contro break negli ultimi 3 giochi. In realtà su 5 giochi soltanto Sanna ha tenuto la battuta nel secondo gioco. Un match, diciamo, caratterizzato dai gratuiti di Dessì, ecco. A volte non so se siano dei cali di concentrazione, colpisce un po' male la palla, gli rimane corta, gli va in rete e questo fa un po' la differenza. Mentre con la mia coda dell'occhio vedo che Porcu riesce a gestire bene gli scambi contro il suo avversario laziale. Ne esce quasi sempre vincitore, ma ripeto, non conosco il punteggio della partita. Sanna al servizio, 4-1 in suo favore, si è ripreso il doppio break di vantaggio. Qui piazza una prima, 15-0. Palla corta, arriva Dessì, gioca un bel back e qui bravo Niccolò, sembrava che potesse fare quello che volesse Sanna, invece arriva poi, dopo essersi salvato molto bene Dessì, il gratuito, chiamiamolo così, perché come se volesse schiacciare di dritto la palla un po' alta. L'ha fatto già un'altra volta, la schiaccia proprio in maniera piatta, colpendo piatto la palla naturalmente, andando dall'alto in basso, si ferma sul nastro o sulla rete. Peccato che si era salvato bene, Dessì. Peccato per lui ovviamente.
turbo rovescio di Dessì, per la palla mi è sembrata larga. In realtà poi Sanna non l'ha chiamata, quindi non saprei. Qui poteva andare avanti Dessì, invece è rimasto dietro. Mi è sembrata buona. Non so come l'abbia giudicata Dessì. Ha fatto un gesto, un cenno al suo avversario, ma non ho capito onestamente come sia stata giudicata questa palla. Fuori, questa la chiama decisamente out. Sanna è apparsa che proprio si è rimbalzata fuori. Molta sportività tra due bravissimi ragazzi, molto sportivi, esemplari come comportamento in campo. Palla corta, la letta di sì, ma poi ha chiuso bene Sanna, che tiene il servizio. 5-1, primo set, semifinale allo Sporting Club Quartu, torneo Open Città di Quartu, e Nicola De Sì va a servire per rimanere nel set, sotto 5-1, sotto di 2 break. Non ha ancora tenuto la battuta. Chi ha vinto l'ha vinto strappando il servizio al suo avversario. Largo il top spin di De Sì, 0-15. Deve farsi prendere dalla fretta. Comunque una bella partita, esattamente come ci aspettavamo. Questi due interessanti ragazzi l'abbiamo fortemente voluta seguire e proporla in diretta. Quindi pari. Palla tocca il nastro. Qui sbaglia tutto De Sì. Adesso mi viene da fare un altro paragone col padel. Ha giocato quasi quasi una bandeja, una palla col taglio esterno. Poteva veramente appoggiarla da una parte o dall'altra. Ho preferito invece giocare un taglio profondo esterno.
si salva, è lungo il pallonetto di Dessi che gioca bene in difesa, però ha accorciato troppo, è entrato bene Sanna, che sta giocando semplicemente sbagliando meno del suo avversario. E ci sono 2 set point, 15-40. Sta approfittando, sta facendo il suo gioco e sta approfittando dei gratuiti o di qualche errore in più che commette il suo avversario. La barba al nastro per il rovescio di Dessi, qui va fuori i giri. Sanna, overconfidence, si è sentito proprio di voler strappare questo dritto, ha appena capito di aver un po' esagerato. 30-40, c'è un secondo set point. Riga esterna, onesto Sanna che poteva anche chiamarla fuori, la colpisce male, sì, la palla si accorcia e Sanna sotterra il rovescio, non ha approfittato di questa occasione. 40 pari, se ne sono andati 2 set point. Entrambi sprecati da Sanna, il primo con un dritto strappato, il secondo con un rovescio sotterrato. E quando si tratta di chiudere un set, un match, c'è sempre quel po' di tensione in più. Sposta Sanna sul dritto alla Berrettini, terzo set point. Una bella partita con qualche errore di troppo. Da parte dei due giocatori questo primo set, e quindi vantaggio Sanna, terzo set point. Ripete la prima, sì. Ho scambiato 2 accelerazioni di dritto, niente male i 2. Alla fine sbaglia Dessi e quindi Alberto Sanna conquista il primo set col punteggio di 6-1 al terzo set point. Mentre sul campo centrale tennista laziale con cui sta giocando Porcu sembra un po' in difficoltà. Adesso mi sa tanto che se riusciamo proviamo a farvi vedere, approfittando di questo
set break senza spostare la postazione. Ecco, riusciamo forse a vedere qualche punto. Tessana sta, almeno un punto riusciamo a vederlo nell'altra semifinale. Tessana si appresta ad andare al servizio, campo numero 2. Sacrifichiamo un punto e fuori il rovescio di Porcu. Bene, torniamo sul campo numero 2. Abbiamo visto un punto del match dell'altra semifinale. (0-15) con Sanna al servizio. Sanna che ha vinto il primo set per 6-1. Palla corta, Dessì e gliela gioca addosso. Poteva scegliere tra un lungolinea o un cross stretto, è venuta fuori una palla sulla pancia di Alberto Sanna, che non ha avuto difficoltà a giocare la volley. 15 pari. (30-15) fuori la risposta di Dessì. Attacca bene Sanna e grande volley. Bel tocco di Alberto Sanna. Ha accarezzato la palla con la volley di rovescio. Sarà fiero di lui il suo coach, uno dei suoi coach, Stefano Mocci. Anche lui gran giocatore di volo. Buono il pallonetto di Dessì che può attaccare lui adesso, ma non viene mai a rete. Sempre a fondo e fuori. E se non sfrutta le occasioni per venire a rete, appunto lo deve fare più volte. Un po' come Berrettini dell'inizio carriera, che andava poco a rete e quindi doveva fare il punto più volte da fondo campo, e che lui con quel devastante dritto riusciva con un paio di accelerazioni a portarsi a casa il punto. Mentre l'abbiamo appena nominato, ma Stefano Mocci è proprio arrivato a vedere i suoi giocatori. Non vi prometto niente, ma se si dovesse avvicinare potremmo avere da lui anche qualche battuta sui ragazzi, sulla partita. E Niccolò Dessì al servizio, sotto 6-1 nel primo set e 1-0 nel secondo, ma senza break.
0,15. Colpisce male la palla Sanna. 15 pari. (15:30). L'errore di Dessì, che non può permettersi di partire sotto anche nel secondo set. C'è bisogno di una reazione, che vuol dire meno errori e poi più coraggio nel prendere la rete nei momenti in cui si apre il campo, specialmente con il dritto. Bello scambio, intenso, giocato bene da tutti e due, con anche una buona profondità di colpi. Alla fine l'errore lo commette Dessì, meno gratuito degli altri. Dovrebbe essere 15:40 se non mi sono distratto troppo. Se così fosse, 2 palle break in avvio il secondo set. Molto pericolose. Vieni avanti, così. Bravo. Ha attaccato finalmente bene. Ed è sì, ma la volée gli è rimasta sul nastro. Si tifa anche un po' per la partita, diciamoci la verità.
Due palle break, attaccato bene del sì, e quindi c'è il break. 2-0 Sanna. Buona prima di Sanna. Non riesce a controllare la risposta. Nicolò De Sì. 15-0. (30-0). Altra risposta sbagliata da Sanna. (40-0). Non deve mollare di sì. Qui disegna il campo, bravo Sanna a recuperare la posizione, poi si fa trovare nella terra di nessuno di sì. Più a suo agio nei pressi della rete Sanna rispetto a De Sì. 3-0 con un break. Alberto Sanna che con una partita ordinata sta portando a casa l'incontro, rischiando il giusto, commettendo pochi errori, palleggia col suo avversario, aspetta o il suo errore oppure trovare il modo di fare il punto. Però ecco, ha capito che deve rimanere ordinato e questo è per ora sufficiente contro un avversario che non riesce a trovare la quadra, ecco, di questa partita. Si prende un po' di tempo, di sì, giustamente. Quando le cose non vanno bene è utile, ecco, prendersi tutto il tempo possibile nel rispetto naturalmente dell'avversario. Sanna sia al servizio sotto di un break e sotto di un set. (0-15). Poteva anche attaccare Sanna su questa accelerazione. Più abituato probabilmente a giocare sulla terra battuta Sanna, nato e cresciuto sui campi del Tennis Club Cagliari. 0-15. Mentre Polko sta prendendo a pallate il suo avversario che butta la racchetta a terra. Non so se forse si è visto nell'angolo dell'inquadratura a sinistra.
fuori giri De Sì che sembra demoralizzato. 0-30, deve reagire Nicolò, questo momento non semplice. Forse vedete Stefano Moci sulla destra dell'inquadratura, proprio all'altezza della rete, proprio appena fuori dal campo. Allenatore di mi ha chiesto il punteggio. È uscito dalla partita di sì. Mi spiace, ci siamo anche sentiti stamattina con Nicolò, poi gli ho detto appunto che sarei venuto a vederlo, a vederli giocare, avremmo trasmesso la partita, niente, spero di giocare meglio rispetto a quanto non ho fatto a Cagliari, alle prequalifiche al Tennis Club. E qui resiste bene agli attacchi di Sanna, ecco, magari nessuna delle due volée è stata definitiva, però è stato lì ordinato, specialmente la seconda, la giocata profonda. A volte basta anche poco per entrare in partita ace. Mi sa che il primo ace che vediamo secondo ace consecutivo, questa volta esterno, anche se il taglio è lo stesso, sempre da destra verso sinistra. Qui De Sì che disegna il campo e l'accelerazione si ferma sul nastro. Peccato perché era un bel punto. Si è costruito bene, poi invece ha sbagliato la palla sul nastro. (40-15). Due palle del 4-0 e arriva il 4-0, non si muove Nicolò, che sembra aver perso la fiducia. Un po' più combattuta nel primo set la partita, nonostante quello che dica il punteggio, invece questo secondo set non è arrivata la reazione di De Sì.
e quindi Sanna va a servire, in vantaggio 4-0, in vantaggio anche di un set, anzi chiedo scusa, Dessì va a servire, quindi non possiamo essere 4-0, ovviamente mi sono perso un punto, mi sono perso un game. Doppio fallo. Secondo doppio fallo consecutivo. Zero 30. È 0-40. Si conclude soltanto il match sul campo numero 1 con la vittoria di Nicola Porcu. Non siamo riusciti a offrirvi, ecco, le immagini di quel campo. Match in contemporanea chiaramente. Colpisce male Sanna, 30-40. Pochi errori di Sanna, qualcuno proprio colpendo male la palla. Palla corta, non troppo corta, ci può arrivare Dessì che si ferma per non toccare la rete, il pallonetto è buono e non riesce il twinner, e quindi il punteggio era 5-0, finisce 6-0 il secondo set e Alberto Sanna accede alla finale che giocherà con Nicola Porcu, vincendo persino 6-0 contro il compagno di squadra, neo compagno di squadra, Nicolò Dessì. È finita proprio da poco anche la partita di Nicola Porcu, non so il risultato, ma immagino che sia finita abbastanza velocemente anche quella partita. Abbiamo visto dei buoni scambi, ci aspettavamo qualcosa di più, magari un maggiore equilibrio, specialmente nel punteggio, una partita un pochino più lottata, ecco, un pochino più in bilico, ecco, specialmente magari nel secondo set ci si aspettava la reazione di Dessì, che invece non è arrivata. Ha tirato dritto per la sua strada Alberto Sanna, giocando in maniera molto ordinata, sbagliando poco,
e ha portato così a casa la partita. Domani la finale tra Alberto Sanna e Nicola Porco, altra sfida targata TC Cagliari, sfida in famiglia che ormai sta diventando una vera e propria rivalità. I campionati sardi assoluti ha vinto facilmente anche Porco, ma non stava bene Sanna. Quest'oggi invece l'abbiamo visto bello, l'abbiamo visto bene, ma abbiamo visto bene anche un po' con la coda dell'occhio Porco, quindi su un campo veloce domani ci sarà una bella finale tra Alberto Sanna e Nicola Porco. Bene, dallo Sporting Club Quartu è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento ai prossimi eventi di tennislab.it.